quest'anno il Circolo Galileo Galilei organizza la rassegna sulla diffusione della cultura scientifica. Quest'anno la scelta è caduta sull'argomento la fisica. Dobbiamo partire però da un presupposto che fino praticamente al secolo scorso e quindi fino all'impostazione, diciamo, dell'immagine del mondo che ci dava la filosofia, la realtà fisica era quella che appariva agli occhi dell'uomo. Cioè l'uomo era convinto, l'uomo, la cultura, tutta la nostra storia era convinto che la realtà che ci appare e che ci appariva ai nostri occhi fosse la vera realtà del mondo e dell'universo che ci sta attorno a noi. La nostra missione è quella di trasmettere a chi verrà alle nostre conferenze appunto questa percezione che il mondo e la realtà che ci sta attorno è diverso e per certi aspetti inimmaginabile rispetto alle sensazioni che i nostri sensi ci trasmettono. Quest'anno il ciclo che abbiamo voluto impostare appunto si basa sulla fisica e sulle sue leggi. Ma non tanto nell'esporre, diciamo, le leggi dal punto di vista matematico, ma soprattutto dal punto di vista delle idee che stanno alla base di queste scoperte. Questo è la nostra speranza e il nostro obiettivo di queste conferenze. Gli incontri quest'anno saranno 12. 9 prettamente sulla fisica e, come diceva Roberto prima, 3 eventi speciali. Emanuele Micheli con una serata dove si parlerà della robotica, Edoardo Boncinelli dove verrà presentato il suo libro La vita nella nostra mente, e il filosofo della scienza Telmo Piovani che presenterà il suo libro La vita inaspettata. Quest'anno nonostante la crisi economica, la difficoltà di trovare fondi, non siamo aiutati neanche perché necessariamente non ci sono soldi, però abbiamo trovato sempre nella realtà locale moglianese e non solo degli sponsor, degli amici che a tutti i livelli e in tutte le maniere ci hanno aiutato. Non sono meno dell'anno scorso come sponsor, anzi abbiamo una pagina in più di aiuti, anche se obiettivamente il risultato economico è stato inferiore all'anno scorso, però non ci siamo fermati e oltre alle 12 serate faremo altre 6 giornate nella scuola, al liceo scientifico e alle medie, dove alcuni di questi professori andranno a rifare il giorno dopo la presentazione. Ci sarà il 30 novembre una serata sull'unità d'Italia preparata dalla SOMS, da alcune persone della SOMS, serata alla quale partecipano ormai alcune persone consolidate nelle nostre collaborazioni, il professor Pier Giorgio Pozzobon, la signora Claudia Darè, il violoncellista Riccardo Pes, lo storico Daniele Ceschin e con la partecipazione straordinaria del coro La Contrah. È una serata in cui in maniera varia verrà ricordata, verrà commemorata il 150esimo dell'Unità d'Italia con dei riflessi, con delle riflessioni su anche la storia attuale. Il giorno 9 dicembre, il venerdì, Amici della Musica e SOMS, assieme ovviamente al Circolo Galilei, presenteranno una serata importantissima proprio nel ricordo della commemorazione dei 30 anni degli Amici della Musica e del suo presidente Aldo Secco e della presidente della SOMS Maresa Pozzobon. Verrà a suonare per noi il violoncellista Giovanni Sollima. Ovviamente prima nominavo i nostri sponsor, i nostri collaboratori esterni, e volevo pubblicamente ringraziarli e ringraziare tutti coloro della SOMS e del Circolo Galilei che si danno da fare con grande energia per queste iniziative.